Fischia il direttore di gara, si comincia. Benvenuti a tutti gli appassionati di calcio e agli amici della Lega Scuole Superiori. In campo FC Vittorio Veneto contro Partizan Cardano. Partizan chiamato a ribaltare le sorti dei pronostici e a agguantare il primo posto in classifica, vincendo dunque il campionato studentesco. Vittorio Veneto che deve guardarsi dunque dagli attacchi degli avversari, che prova subito a colpire con Bellini. Spara a salve, questa volta Bellini, prima occasione è per il Vittorio Veneto. Riparte dalle retrovie Polizzotto per Lucini, in due ad attaccarlo, ancora Lucini, non riesce ad andare via, Violocco la porta via, poi Garofalo ha spazio per calciare, l'ha toccata Polizzotto, eccola la risposta dunque del Partizan Cardano che si fa vedere subito in avanti, ma Polizzotto riesce a deviare in calcio d'angolo. Gallizia, ancora Gallizia, calcia! E Gallizia non sbaglia, alla terza occasione utile il Vittorio Veneto riesce a portarsi in avanti. Non può nulla questa volta Corbetta sul destro di Marco Gallizia, ed ora 1-0 quando siamo all'8° minuto di gioco. Sì! Attenzione, Piolocco direttamente dal calcio di inizio, dal dischetto del centrocampo. Polizzotto si è fatto sorprendere, palla un po' scivolosa per la pioggia, però comunque non può giustificare l'intervento sanguinoso di Polizzotto. Subito dunque ristabilita la parità 1-1 tra Vittorio Veneto e Partizan Cardano. Valente per Biolocco che calcia! L'ha toccata ancora Polizzotto, errore però imperdonabile da parte di Piolocco che sta diventando il mattatore di questa serata. Ancora Garofalo, allora palla in verticale per Piolocco, tutto solo! Non può sbagliare e non sbaglia, allora contro sorpasso del Partizan Cardano 2-1 e primo posto che comincia a vacillare per il Vittorio Veneto, ma c'è ancora quasi tutta la partita da giocare, aspettiamoci davvero di tutto. Beniamino Gallizia per Marco Gallizia che l'arpiona in qualche modo, poi ancora Beniamino ad un passo dal gol del pareggio, sbaglia tutto però Beniamino Gallizia, palla sul fondo, il pallone poi si spegne e arriva a Piolocco, incredibile Piolocco, 3 gol per portare in vantaggio i suoi, 3-1. Marco Gallizia per Beniamino che non sbaglia, accorciate le distanze, 3-2 fra Vittorio Veneto e Partizan Cardano. Il Cardano deve cercare di allungare ancora sull'inseguitrice che vuole assolutamente raggiungere il pareggio e riprendersi il primo posto in classifica. Beniamino Gallizia per Marco che la fa sua, attaccato da Garofalo, molto bene, si gira e c'è subito il gol del pareggio, 3-3, Marco Gallizia si è girato davvero in un fazzoletto, superlativa la prestazione di Marco Gallizia fino ad ora, ristabilita la parità. Fischia 2 volte il direttore di gara, finisce qui un primo tempo ricchissimo di gol, 3-3, fino ad ora Vittorio Veneto che sta riuscendo, anche se a fatica, a mantenere il primo posto in classifica, ma il Partizan Cardano ha ancora tante carte da giocarsi e lo farà vedere. Fischia Russo, si ricomincia dunque con il secondo tempo di Vittorio Veneto Partizan Cardano, 3-3 il risultato maturato nei primissimi minuti. Polizzotto, Lucini, bella triangolazione, ancora Bellini che sbaglia, Piolocco tutto solo, ancora Piolocco, il poker del 22, Polizzotto ancora battuto, ma questa volta l'intervento sbagliato, il passaggio sbagliato è stato di Bellini, 4-3 dunque, tutto da rifare per il Vittorio Veneto. Valente può battere questa rimessa laterale, Marcheselli tutto solo, si appoggia ancora da Valente che può addirittura pensare al tiro, serve invece ancora Marcheselli che prova lo scavetto su Polizzotto che però è una montagna e infatti riesce ad intervenire in due tempi la fa sua. Siamo già dall'altro lato, Marco Gallizia per Beniamino, ancora parità, 4-4, un match mirabolante questo. Benvenuti nella Lega Scuole Superiori, questo è lo scontro al vertice di questa serata. Lucini va via in slalom, ancora Lucini con l'esterno per Marco Gallizia che la mette giù, ancora Lucini che abbatte Corbetta, non riesce però il pallone ad entrare in porta, allora dalla distanza ci ha provato Bellini, non in serata positiva. Cottatelucci per Marco Gallizia che va via di forza, Marco Gallizia, ancora il gol di Marco Gallizia che poi sfoga tutta la sua rabbia su Garofalo che era ancora per terra. Sorpasso quindi del Vittorio Veneto che dunque sta legittimando il primo posto in classifica e punta alla vittoria di questo campionato studentesco. Allarga ancora per Valente che cerca di chiudere il Peretugiamia, non ci riesce, allora Lucini capisce tutto, cerca poi l'inserimento di Cottatelucci, incredibilmente Cottatelucci sbatte sul palo e il pallone poi finisce in rimessa laterale addirittura per il Partizan Cardano. Ancora poi Lucini che vince anche un rimpallo, attaccato ancora adesso da Garofalo, Lucini riesce ad andare via, vede dentro Cottatelucci, intervento di Valente in chiusura provvidenziale, devia in calcio d'angolo. Lucini, ancora Lucini, carica il mancino, la respinta di Valente, poi Marco Gallizia prima di tutti, fa anche un po' il giocoliere, Marco Gallizia va via, Corbetta riesce ad allontanare, ma che giocata da parte di Marco Gallizia, davvero
un funambolo che sta mostrando le sue qualità anche questa sera, si sta abbattendo sul Partizan Cardano. Poliziotto sbaglia tutto ancora una volta, Valente può calciare, piega le mani a Poliziotto che riesce però comunque a deviare in calcio d'angolo, prova a farsi vedere anche il Partizan Cardano dalle parti di Poliziotto. Occhio alla mina con il destro di Marco Gallizia, fischia Russo, batte Gallizia, il palo e poi anche la testa di Corbetta. Un po' di sfortuna questa volta per Marco Gallizia che era riuscito comunque a mirare e centrare l'angolino, il palo però a dirgli di no. Corbetta con le mani fa partire ancora più loco, è un po' scoperto adesso il Vittorio Veneto, ma basta Poliziotto e allora finisce qui. Il Vittorio Veneto è campione del campionato studentesco 2017-2018, un campionato davvero nettissimo del Vittorio Veneto che rallenta leggermente soltanto in quest'ultima giornata contro un Partizan Cardano davvero in grandissima forma. Non è bastato però perché il Vittorio Veneto è riuscito, pur con una giornata non positivissima di alcuni suoi interpreti, a portare a casa la vittoria finale del campionato. E allora da Davide Miani è tutto, grazie e alla prossima.